A proposito di Italia Viva abbiamo collegata via Skype la parlamentare Sara Moretto. Buonasera Moretto. Buonasera a voi. Senta, allora ci ha lanciato questo messaggio, insomma, questa apertura il PD per bocca di Alessandra Moretti. Per quanto riguarda le regionali, Italia Viva ha più volte detto corriamo da soli, ribadisce questo concetto che correrete da soli? Sì, come abbiamo detto fin dall'inizio, noi crediamo che in Veneto ci sia bisogno di una proposta alternativa sia alla giunta uscente, che per noi manca di alcune decisioni e di prospettiva per la regione, e alternativa anche ad una proposta che ci pare insomma la ripetizione di cose già viste e che non accoglie fino in fondo la voglia di rinnovamento che ci deve essere e che c'è nei Veneti. Quindi noi correremo da soli, adesso vedremo insomma con quali modalità e con quali possibili alleati. Senta Moretto, al PD voi contestate anche il modo, la scelta insomma, di Lorenzoni del candidato. Se fossero state fatte per esempio le primarie sarebbe stato diverso? Ma le primarie sono uno strumento del PD, quindi stava al PD decidere se utilizzarle o meno. Hanno scelto di invece selezionare il loro candidato in altro modo. Noi comunque parteciperemmo ad un progetto che è politico e che non si basa sugli strumenti in cui si sceglie un candidato. Ad ogni modo ora la scelta è fatta e vista anche l'ampia coalizione che in parte vede anche delle visioni a nostro parere poco conciliabili con la nostra, preferiamo provare a giocare questa partita da soli. Senta, non le chiedo il nome di un candidato, probabilmente non ce l'avete, ma quale potrebbe essere il profilo insomma, del vostro candidato alla poltrona di Palazzo Balbi? Ma noi cerchiamo una donna o un uomo che abbia come prima caratteristica quella della concretezza, soprattutto in una regione come la nostra, in Veneto, è necessario che i problemi vengano affrontati di petto e con volontà di risolverli al più presto. Quindi una persona che abbia una certa dimestichezza con la facilità di decisione, con la possibilità di dare prospettiva anche a tutto il settore e il mondo produttivo che è così vivace in Veneto e che al contempo possa dare davvero da un lato una certa serenità e tranquillità e fiducia nel futuro ai cittadini veneti e dall'altro anche uno sprone a cambiare, a migliorare, a guardare in futuro. Affronteremo questa campagna elettorale dopo un periodo difficilissimo come quello che stiamo vivendo, quindi non sarà una campagna elettorale come le altre e crediamo che sia necessario dare messaggi anche diversi rispetto al passato. Senta Moretto, Italia Viva in Veneto dove guarda a caccia di alleanze? Guardate verso il centro, cercate di erodere qualcosa agli scontenti del Movimento 5 Stelle, di Forza Italia, della Lega, perché comunque a sinistra c'è il PD e poi tutta quella che dovrebbe essere la coalizione attorno al PD. Ma noi miriamo a raccogliere l'adesione di quei progetti anche civici che in qualche modo possono condividere con noi questa visione. Questi possono essere anche legati nel passato a esperienze politiche diverse, ma Italia Viva ha le porte aperte, come l'abbiamo detto fin dall'inizio. Questo sarà un banco di prova per noi sicuramente molto difficile ma che ci entusiasma. Senta, lei dalle sue stanze romane ha qualche novità sulla data delle elezioni? Zaia continua a dire io ci credo, voglio andare a luglio, al massimo il 2 agosto, in questo momento c'è la finestra con una legge dal 25 di settembre fino a fine anno, il governo sembra orientato, lo ha detto anche Variati, ad andare al voto, fare un emendamento, andare al voto già a metà settembre. Ecco, quali sono i rumors per quanto riguarda le elezioni in Veneto e qual è la vostra data ideale? Ma il tema è assolutamente attuale perché è prevista domani in discussione alla Camera proprio il decreto che riguarda le elezioni. Io credo che ci sia sicuramente l'urgenza di andare al voto perché è giusto ed è una parte dell'esercizio democratico necessario. Dall'altro dobbiamo anche valutare a come si arriva a questo voto. Per noi luglio è una data che non consentirebbe a tutte le forze politiche, a quelle che sono già convinte di vincere come a quelle che invece si battono per farlo, non consentirebbe una
campagna elettorale nemmeno diciamo nelle condizioni basilari, non potendo nemmeno fare una riunione, un'assemblea, un'iniziativa pubblica, per cui per noi è necessario andare in autunno, se deve essere settembre per noi non è un problema. Senta, un'ultima domanda Moretto, i veneti sono preoccupati della tenuta, tra le altre cose, della tenuta economica del Paese. Abbiamo fatto vedere un sondaggio all'inizio di Piazza Politica, ecco, la regia può anche mandare in onda la risposta al primo quesito. È cambiato anche, diciamo, sono cambiate le priorità, salute, incertezza e diciamo, paura per la tenuta del Paese, e cambia anche in qualche modo l'agenda politica con questi nuovi temi. Come dicevo prima, questa campagna elettorale, le proposte che dovranno rivolgersi ai cittadini non possono essere quelle del passato ed è necessario rassicurare i cittadini rispetto a un periodo insomma, che stiamo vivendo nel quale è messa in discussione la salute, la possibilità di avere relazioni interpersonali, quindi è necessario dare una prospettiva di serenità e di fiducia al futuro, di sicurezza sanitaria, tema che per definizione diciamo, è di competenza regionale e che quindi deve vedere delle proposte chiare anche su questo fronte, ma dall'altro quella anche di avere uno scatto soprattutto sul fronte economico al quale lei faceva riferimento, perché è necessario che le imprese che con fatica riusciranno a sopravvivere a questa grande crisi abbiano la possibilità di ripartire e di farlo sostenuti pienamente sia dal governo che dalla regione. Grazie all'onorevole Sara Moretto, la invitiamo e la aspettiamo qui in studio, magari anche se riesce a portarci il leader Matteo Renzi, che insomma è comunque legato a questa terra, ricordo la prima uscita proprio a Treviso in Veneto quando fu eletto Premier. Grazie Moretto. Grazie a voi, buonasera.